Del turismo se ne parla come chiacchiera, e cioè come il fatto che se ne parla perché tutti noi siamo turisti e quindi è chiaro che sappiamo comunque tutti di turismo e allora se ne parla, magari per dire che la grande, che il nostro petrolio, non per dire cose di questo tipo, che magari sono anche giuste, ma dette così lasciano poi poco segno in quelle che sono le cose concrete. Allora io credo che questa responsabilità potrebbe concretizzarsi in una mozione che viene presentata da tutti i comuni, dappertutto noi diciamo, magari identificando un ordine del giorno in un consiglio comunale, un qualcosa dove si comincia a trattare di questi temi, naturalmente non con l'obiettivo di risolvere il problema, però di incominciare a trattarli e affrontarli in maniera diversa. Anche perché, ed è l'ultima cosa che io toccherò, c'è quella che viene chiamata imposta di soggiorno, rispetto al quale credo che tutti i comuni in un qualche modo dovranno in ogni caso rapportarsi. Si tratta di rapportarsi in maniera giusta e corretta, anziché magari rapportarsi semplicemente per raccattare un po' di risorse per utilizzare per sanare i bilanci comunali, ovvero magari per fare qualcos'altro. Governo e gestione delle destinazioni. Il problema del governo nel turismo non è naturalmente un problema nuovo. Anzi, è un problema che anche a livello nazionale è stato ampiamente affrontato, ahimè purtroppo poco discusso, perché il piano nazionale sul turismo identificava nella problematica del governo del turismo come uno degli aspetti fondamentali. Aspetti così fondamentali che il piano dava alcune indicazioni. Diceva per esempio che manca una forte governance centrale, che questa governance è distribuita tra le regioni, che questa governance manca di quello che è un punto forte, che anche quando adesso è stato reintrodotto con quella ministra lì un po' particolare, è stato reintrodotto il Ministero del Turismo, è comunque un ministero senza portafoglio, che ha poche competenze, ha poca capacità di incidere nel vero senso della parola. Manca soprattutto nel settore un qualcosa che funzioni con l'ottica di superare quella frammentarietà che è parte qualcosa di strutturale nell'ambito italiano. Anche la nostra impresa, la nostra realtà industriale è ampiamente frammentata in tanti rivoli, in tante realtà. Nel turismo lo è ancora di più perché è una caratteristica del comparto, ma è maggiormente rafforzato questo perché le competenze sono disperse in tanti enti che fanno fatica spesso a colloquiare tra di loro. E allora ecco che lì dal piano veniva fuori questa indicazione di ripensare. Qual è la tesi che io vorrei sostenere qui con voi in questi pochi minuti e ogni tanto guardo l'orologio? È quella che la nuova normativa regionale è sicuramente innovativa. La si può discutere in alcuni aspetti molto criticabili, quella scelta di fare i sistemi turistici tematici, ecco, è una porcheria. Alcune di queste cose sono delle colossali porcherie, talché io da tecnico, quando abbiamo affrontato a livello di gruppo regionale questa tematica, io ero proprio per provare a riscriverla del tutto questa, ma la mia opinione mi interessava poco. Certo, siamo intervenuti su alcune cose e su alcuni aspetti che indubbiamente hanno introdotto alcuni elementi di innovazione. Perché innovativa? Primo, perché pone al centro non la promozione. Quando si parla di turismo spesso si parla di promozione e il problema era quali enti dovevano fare la promozione. Vi ricordate le aziende di promozione turistica, gli enti provinciali per il turismo? Promozione. Qui si supera questo elemento o comunque non è centrale. 2. Si supera la logica della singola impresa. 3. L'organizzazione pubblica non è più definita dall'alto, stabilita, questi sono i comuni che fanno parte dell'APT, queste sono le aree dei sistemi turistici tematici, ma c'è un processo che perlomeno dovrebbe essere riconosciuto come un processo di bottom-up, e cioè le destinazioni locali fanno crescere un qualcosa appunto bottom-up. La scelta. E questo cos'è che pone al centro invece? Il fatto che il turismo è una scelta della collettività, e questo è un aspetto fondamentale. Il turismo appunto non è un problema di albergatori, non è un problema di qualcuno, ma è la scelta di una collettività che decide di investire su un aspetto molto particolare della produzione, che è quello di dare risposta a un soggetto molto particolare che si chiama turista, che è un non residente, e cioè un soggetto che ha tutte le esigenze del residente. Perché un turista quando viene ha bisogno che le strade siano pulite, ha bisogno che le strade siano in ordine, ha bisogno che l'illuminazione pubblica ci sia, cioè ha tutte le esigenze del residente, ma ne ha in più
Perché? Perché è un non residente e allora ha anche esigenze, per esempio, di avere informazione, ha anche esigenze di avere un alloggio, ha anche esigenze di essere accolto in un certo modo. Secondo, c'è un problema di governo e di destinazione turistica. Questo lo introduce la nuova legge appunto con un articolo particolare che è l'articolo 9, che poi noi molto velocemente vedremo. Questo pone però una grande responsabilità da parte delle amministrazioni locali, da parte dei comuni. Prima per nulla interessate, per nulla coinvolte, per nulla legate al turismo, ora fortemente interessate, naturalmente nella misura in cui anche scelgono, prendono coscienza di questa cosa e si comportano di conseguenza. Perché una destinazione? Che senso ha parlare di destinazione nel turismo? Beh, se noi facessimo un brevissimo incontro tra noi e ci chiedessimo dove siamo andati in vacanza, uno direbbe io sono andato in vacanza in Sicilia e un altro probabilmente direbbe io sono stato in vacanza a Taormina. Quando noi parliamo di destinazione parliamo in verità di un qualcosa che ognuno di noi va a definire in base alla vacanza, per esempio, che ha fatto. Se uno ha fatto una vacanza itinerante dice che è stato in Marocco, ma se uno è stato in un villaggio turistico molto probabilmente dice sono stato nel villaggio turistico di quell'area, di quel territorio. E allora però perché parlare di destinazione? È perché la destinazione non è altro che uno sforzo di un territorio, di una collettività, di dare una risposta integrata a quello che è il problema del turismo ora. Un turismo non va in un luogo semplicemente perché va, cerca ristorazione o perché cerca l'aria buona o perché cerca di stare con gli amici. Va in un territorio per un'esperienza e quindi per un qualcosa di complesso, di complessivo. Va in un qualcosa per ricevere, per ricercare appunto un prodotto complesso. E allora la destinazione è anche un modo attraverso il quale una collettività, bene o male, si riconosce, una collettività sceglie una certa via attraverso il quale per l'appunto fare sviluppo. Che cosa avviene in una destinazione? In una destinazione avviene un elemento fondamentale. La destinazione serve per creare valore e il valore è dato dalla capacità di un territorio di attrarre soggetti. Una capacità di far sì che quel territorio venga riconosciuto come luogo attraverso il quale si dà risposta a un'esigenza, quella appunto di far turismo, magari che nasce semplicemente per la stanchezza, magari che nasce semplicemente per voler cambiare aria. Ebbene, una destinazione ti dà quell'elemento che ti garantisce, che ti dà l'opportunità per l'appunto di risolvere, di affrontare quel determinato problema. E allora qual è il problema? È che è la destinazione sempre più che crea il valore, la capacità di attrazione. Certo è che poi gli operatori faranno le loro battaglie, entreranno tra di loro in concorrenza una volta che il valore è stato creato per distribuire il valore, per accaparrarsi quote di valore, ovvero per accaparrarsi le quote, no, dei soggetti che verranno nel mio albergo anziché nel tuo. Ma la percezione che deve essere è che entrambi, messi insieme a una realtà territoriale fatta di tutti i soggetti che ci sono nel territorio, è attraverso questo che viene a crearsi il valore, perché sempre più la competizione è la competizione tra appunto destinazioni, tra ambiti che vengono percepiti come luoghi incapaci di dare risposta a quelle che sono appunto i bisogni di un turista. E allora se andiamo oltre, semplicemente vediamo velocissimamente la legge. Sono vicino alle conclusioni e quindi finito qua mi fermo, anche perché ho già detto alla fine, no? È un trucco forte quello di dire già il finale. Dicevo questo, cosa dice la legge? Ecco, io mi vorrei soffermare la vostra attenzione un attimino sul primo articolo e sul primo comma. Dite delle cose assolutamente scontate, quelle che diciamo sempre, però questa volta sono inserite in un testo normativo. E questo secondo me dovrebbe essere la base attraverso la quale i comuni dovrebbero prendere forza e determinazione per far sì che questo diventi, quello del turismo, un problema importante da affrontare. Dice il comma primo: la Regione del Veneto riconosce il ruolo strategico del turismo per lo sviluppo economico e occupazionale del Veneto nel contesto nazionale e internazionale. Dice una cosa ovvia, così ovvia però che è tutt'altro che facile da affrontare, è facile da applicare. Dice ancora: si attiva la Regione del Veneto per promuovere iniziative atte a stimolare positive relazioni con l'organizzazione turistica nazionale, con le altre regioni, con le province autonome. E questo l'hanno introdotto i consiglieri del PD. Questa cosa
era stata assolutamente non prevista nel testo normativo. Ebbene, qual è la mia proposta? E qui chiudo, senza lasciar perdere il resto, nelle altre cose che potremmo essere viste in altre occasioni. Qual è la mia proposta? Io vorrei che ciascun comune sostituisse la parola regione del Veneto e dicesse il comune di Tarzo, il comune di Refronto, il comune di San Biagio di Callalta riconosce il ruolo strategico del turismo per lo sviluppo economico e occupazionale del suo territorio e nel contesto regionale, nazionale e internazionale, e si attiva per promuovere iniziative a testimoniare positive relazioni con gli altri territori vicini. Ecco, io credo che questo sarebbe un buon salto di qualità, l'assumersi la responsabilità anche a livello locale di far sì che il turismo, la produzione per il turismo diventi elemento fondamentale. 10 secondi per dire questo. Io ricordo un lavoro fatto a Borso dai Grappa 20 anni fa, dove il problema era quello di cercare di capire meglio, conoscere quei pazzi sciagurati che si lanciano col parampedio del tablano. Parlando con loro, facendo appunto le indagini di mercato, veniva fuori una cosa, che non si capiva perché venissero con dei camion piuttosto grandi, giù sì certo, dovevano portare giù la roba, c'era un motivo per cui venivano giù con camion abbastanza grandi, perché poi al ritorno si fermavano qui, a Valdobbiadene, si fermavano a prendere prosecco, perché portando sul prosecco loro si pagavano i costi del viaggio di essere venuti in Italia a lanciarsi sul Pio. Io credo che loro abbiano contribuito molto spesso più di tante campagne, sto usando l'accetta, non il bisturi, più di tante campagne di far conoscere il prosecco, lo portavano loro i ristoratori, facevano quello che il turismo è, attività, no? Con la quale ci si raccorda, ci si contatta, ci si relaziona con il mondo esterno. Grazie.